Arrivano notizie incoraggianti nel breve e medio periodo per la strada statale Agrigento-Palermo. A presto verranno eliminati anche i semafori esistenti. E quanto ci ha dichiarato il viceministro alle infrastrutture, onorevole Giancarlo Cancelleri, intervenuto a un convegno a Porto Empedocle sullo sviluppo del porto. Buone nuove anche per la progettazione della strada Castelvetrano-Gela che attraverserà anche la nostra città. Si deve sempre di più ovviamente investire in questa zona. Oggi credo che facciamo il punto proprio di quelle che sono le lavorazioni, a che punto sono arrivate e soprattutto dei nuovi soldi che arriveranno. C'è tanta provincia di Agrigento per quello che riguarda gli investimenti delle infrastrutture del Ministero, una provincia che ha bisogno di grandi attenzioni. Io spero di avere dimostrato come il Governo nazionale abbia voluto davvero mettere a punto anche una strategia attraverso i tavoli tecnici in prefettura, il coinvolgimento di tutti i sindaci. Ovviamente adesso sulle infrastrutture noi puntiamo maggiormente, non solo quelle portuali che ovviamente sono una linea strategica fondamentale anche in vista di quella che deve essere poi il prolungamento verso il Nord Africa delle nostre attività anche commerciali, e Porto Empedocle ovviamente farà la sua parte nella strategia appunto dell'autorità portuale, ma soprattutto anche per quello che riguarda l'implementazione delle infrastrutture qui in terra. Si fa un gran parlare della Castelvetrano-Gela, dell'autostrada da Castelvetrano a Gela, e proprio qualche mese fa abbiamo annunciato il progetto di fattibilità tecnica economica con il finanziamento di 15 milioni di euro appunto per fare la progettazione sia dei due lotti che riguardano la tangenziale di Agrigento, e Porto Empedocle ovviamente è all'interno di questa attività, e poi il primo lotto alla Castelvetrano-Sciacca che finalmente vede l'allungarsi dall'altra parte. Fa il paio con la tangenziale di Gela, dove ovviamente anche dall'altra parte stiamo cominciando a ricollegarci. C'è tanto da fare, ancora tantissimo, perché sto cercando di far capire al RFI quanto importante sia anche la chiusura dell'anello ferroviario, e in questa zona ne hai bisogno, però oggi arrivano ad esempio 100 milioni di euro per l'implementazione e il miglioramento del collegamento ferroviario da Palermo ad Agrigento e fino a Porto Empedocle. Questi sono soldi freschi messi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vogliono lanciare un segnale molto importante a questo territorio. Quindi andiamo avanti in questo modo, andiamo avanti con le leggi che semplificano gli investimenti, dando la possibilità ai sindaci, a tutti gli enti territoriali di poterli spendere velocemente bene. E ovviamente quando ci sono momenti come questo è anche il momento di lanciare la palla in avanti, di prendersi delle nuove responsabilità. Quindi siamo qui proprio perché vogliamo descrivere uno scenario nuovo. Io credo che si sia visto onestamente il nuovo cambio di passo che c'è stato, e noi vogliamo puntare moltissimo su questo, il porto di Porto Empedocle, soprattutto alla luce del fatto che con la legge, con l'ultimo decreto che abbiamo approvato il mese scorso, abbiamo fatto rientrare anche il porto isola di Gela all'interno dell'autorità portuale. Questo che significa? Significa che si sta cominciando a fare una strategia di rete fra flussi industriali, commerciali e flussi turistici che verranno spalmati su questo territorio, su questa costa, e che ci devono proiettare come Paese Italia lì proprio all'interno del Mediterraneo. Quindi nuovi sviluppi all'orizzonte su nuove strategie che il Governo nazionale sta mettendo in atto attraverso i presidenti delle autorità portuali, senza dimenticarci delle necessità e delle ambizioni dei territori. Sull'Agrigento-Palermo. Sull'Agrigento-Palermo, sulla strada ormai siamo davvero ad un punto molto importante. Abbiamo risollevato quello che era un cantiere morto, stiamo rimettendo finalmente a segno una serie di questioni. Il mio imperativo assoluto è quello di togliere tutti i semafori che in questo momento ci sono entro la fine dell'anno. Abbiamo ancora qualche criticità per quanto riguarda gli scorciavacche, ma che vogliamo risolvere. Voi sapete quanto la mia tenacia e la mia testardaggine, fatemela definire in questo modo, sia volta davvero a dare un segnale molto forte a tutti quei sindaci che con grande coraggio stanno rappresentando i territori di quella zona. E spesso l'entroterra, io sono figlio dell'entroterra, sono spesso dimenticati dalle politiche regionali e nazionali, e io credo di aver dato invece un segnale di grande attenzione rispetto a questa cosa. Entro la fine dell'anno apriremo cospicui pezzi di strada e daremo davvero un segnale molto importante di come la modernità sia arrivata anche in quel territorio. Dobbiamo poi mettere a bando però nuovi progetti. Vi parlavo della Castelvetrano-Gela, come vi devo parlare anche di tante strade interne come la Mare Mondio, come tante altre che si devono sviluppare in questo territorio. Agrigento ha bisogno di avere una
massiccio focus di infrastrutture che servono e con il tempo riusciremo a mettere a disposizione prima i progetti, perché questa è la grande carenza che c'è stata. Io sono arrivato al Ministero e non ho trovato progetti per la provincia di Agrigento come per tanti altri territori siciliani, quindi prima saziamo, ecco, la sete di progetti, sui progetti possiamo costruire poi i piani di finanziamento che servono. Su questo sono convinto che nei prossimi 2 anni faremo un grande iter e al prossimo governo nazionale, quello del 2023, riproporremo finalmente un pacchetto di progetti pronti e da finanziare e cantierabili che saranno finalmente da dover accettare. Poi sarà la politica a dover spingere.